Salve a tutti, vediamo ora come si calcola la distanza di un punto da una retta se questi sono dati in un sistema di coordinate. Allora, intanto cosa si intende come distanza di un punto da una retta? Qui abbiamo una retta e qui abbiamo un punto. È ovvio che la distanza si intende perpendicolare alla retta, perché se la prendessimo obliqua potrebbe avere la pendenza che vogliamo, non sarebbe determinata la distanza. Invece se la prendiamo perpendicolare è quella lì e basta. E allora la distanza si calcola con una formula. Attenzione che però dobbiamo dare la retta secondo l'equazione in forma implicita per usarla con la formula. Se noi ce l'abbiamo esplicita, come infatti sarà nell'esercizio che facciamo, dobbiamo trasformarla nella forma implicita per poter usare la formula. Allora, la formula è proprio questo, valore assoluto di A. Allora, A, B e C sono i coefficienti della retta scritta in forma implicita. A per x del punto più B per y del punto più C, chiuso il valore assoluto, diviso radice quadrata di A al quadrato più B al quadrato. Allora, adesso facciamo un esempio. Abbiamo il punto meno 1, meno 2, e abbiamo la retta y 3 quarti x più 5 quarti. Adesso non ho messo questi nel disegno, questo è un disegno generico. Allora, dobbiamo avere la retta in forma implicita, la dobbiamo trasformare questa. Va bene, allora portiamo y dall'altra parte, quindi 3 quarti x meno y più 5 quarti, qui a sinistra abbiamo 0, ma possiamo già scrivere che tutto questo è uguale a 0, possiamo scambiare i lati destra e sinistra in pratica. Portiamo y dall'altra parte meno y, qua abbiamo 0 a sinistra, invece averlo a sinistra possiamo averlo a destra, va bene? E allora adesso ancora per eliminare queste frazioni moltiplichiamo tutto con 4. Poi questo 4 va via, abbiamo 3x e qua abbiamo 5, qui abbiamo meno y moltiplicato con 4 e meno 4y uguale a 0. E vabbè, abbiamo trovato la retta in forma implicita, quindi A è 3, B è meno 4 e C è 5. Usiamo la formula. Allora, come vedete qua abbiamo 3, meno 4, 5, e qua le coordinate x e y del punto, meno 1 e meno 2, tutto fratto radice di al quadrato, allora 3 al quadrato più b al quadrato, che è meno 4 al quadrato. Qua denominatore abbiamo 9, meno 4 al quadrato è più 16, allora qui abbiamo 3 per 1 è meno 3, meno 4 per meno 2 è più 8, più 5. Meno 3 più 8 più 5 fa 10, valore assoluto di 10, qua radice di 25, radice di 25 è 5, allora il valore assoluto mi fa diventare positivo quello che c'è dentro, qua il valore assoluto di 10 è semplicemente 10, ma se avessi avuto un numero negativo dentro il valore assoluto quel meno sarebbe sparito. 10 diviso 5 fa 2, quindi la distanza tra questo punto e questa retta è 2. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.